Ecco, io ho capito questo, con l'avvenimento della centrale nucleare che hanno messo in uso in Ucraina, che sta dando corrente alla Russia. Con questo fatto c'è la continuità da parte della Russia di cercare di fare, di dire la sua, che l'Ucraina è ancora ed è asiatica, è russa, è asiatica. E è un tentativo di dire ci stanno fornendo dell'energia elettrica, siamo disponibili a pagare l'energia elettrica all'Ucraina, che vengano a progredire noi. Quindi è un tentativo da parte di Putin di farsi capire che lui vuole per l'Ucraina l'emancipazione. Hanno le centrali nucleari, è stato grazie alla Russia, con tutta probabilità, e non so la storia, ok? Comunque è stata una disponibilità da parte della Russia di concedere la possibilità di avere queste centrali nucleari vicino a sé. Quindi sono degli accordi stipulati a suo tempo con il governo ucraino, tra Russia e Ucraina. È ovvio che adesso Putin stipulerà delle convenzioni dove ci saranno degli accordi che dovranno essere accettati e firmati o migliorati da parte di tra Putin, Zelensky e Trump, da parte di entrambi, degli accordi in modo che ci sia degli scambi interculturali e degli scambi a livello economico con la Russia. Cioè lui non vuole essere tagliato fuori, voi fate l'Europa e me mi mettete in disparte e tenete la Russia per conto proprio. Voglio partecipare alla globalizzazione e anche all'emancipazione dell'Ucraina e poi eventualmente anche l'emancipazione della Russia. Quindi c'è una disponibilità da parte di Putin di voler essere compreso nell'evoluzione che sta avvenendo in tutto il mondo. Vuole partecipare alla globalizzazione. È stato bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Una bella dimostrazione di coraggio. Bravo. Adesso, mi raccomando, il sedano. Il sedano per tutti. Grazie. Io ho capito così. Ciao ciao. Giornata di sole oggi.